Immobile nel groviglio di rami spinosi, non faceva alcun gesto per tentare di uscirne. Le foglie e gli uccelli si appoggiavano tranquilli sulla sua apatia. I rami che pendevano verso il suolo la spingevano sempre più a terra. Arrivò maggio e un fiore spuntò vicino al suo piede destro. Un altro fiore prese posto un po' più in alto accanto a lei, poi un altro e un altro ancora. Seguiva la fioritura giorno dopo giorno, fino a quando non si ritrovò con lo sguardo verso l'alto. Così, con gli occhi puntati verso un nuovo orizzonte, scorse nell'intrico dei rami un esagono azzurro. Ne fu ispirata. Si volse verso il manto celeste, lo fece stupendosi di quanto fosse semplice trovare un varco tra le spine.